Buonasera amici, ben ritrovati su Voglia di Festa. Eccoci qui per un'altra serata per parlare di eventi comuni, manifestazioni, feste della provincia di Verona. Oggi siamo in compagnia di un comune molto particolare, dopo vedremo anche perché, e diamo subito il benvenuto al sindaco di Lavagno, Marco Padovani. Ciao Marco. Ciao, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Grazie a te di essere venuto. Allora, come si sta a Lavagno? A Lavagno direi si sta bene ovviamente, nel senso che cerchiamo se non altro di far star bene un po' tutti. Esatto, Questa c'è voglia è di festa? moltissima, credo che sia Uguale. un po' come per tutti la voglia di uscire di casa, di ritrovarsi, di essere di nuovo tra amici, di potersi muovere, di poter far festa, perché no, insomma anche la gioia fa parte della nostra vita e come tale insomma crediamo che sia ovviamente importante. Giustissimo. E proprio per questo sappiamo che il comune di Lavagno ha pensato a un sacco di eventi per quest'estate. Sì, abbiamo un calendario nutrito che comporta dal tema teatro piuttosto che musica, inseriamo dei giochi e anche delle feste in sostanza, quindi cerchiamo di svariare il più possibile per accontentare la maggior parte possibile della fascia che in qualche modo compone il comune e quindi creando appunto questi piccoli eventi all'interno delle piazze piuttosto che in una location non nuova ma per noi comunque molto importante, che è quella del Forte di San Briccio. Esatto, che è un patrimonio storico di grandissimo valore per il vostro territorio. Sì, è una particolarità unica che abbiamo, siamo fortunati di avere e vogliamo con questo valorizzarla. Il forte è sempre stato per natura sua un serbatoio, prima lo era per quanto riguarda armi, polvere da sparo e quant'altro. Vorremmo che adesso quel serbatoio lì diventasse il serbatoio di cose belle, gioiose, e quindi diventi anche parte per la nostra festa, per proporre attività con teatro, anche qua musica in modo particolare, perché si presta benissimo ad avere questo tipo di attività. In modo particolare quella che era la piazza d'armi, dove è stato ricavato un anfiteatro, ha un'acustica particolare e quindi invita proprio ad essere utilizzata per eventi soprattutto musicali. Che bello, una location davvero particolare e da valorizzare. E è stata valorizzata soprattutto negli ultimi anni, giusto? Sì, era partita qualche anno fa, poi per una serie di vicende è stata anche lasciata, è stata ripresa dalla precedente amministrazione, ma vogliamo con questo portarla avanti, anzi vogliamo investire ancora di più, farlo diventare una centralità. E per il nostro territorio, inteso come comune, ma per il territorio dell'est veronese, in modo tale da poter essere proprio come riferimento per tutta una serie di azioni che possono diventare di interesse pubblico. È facilmente raggiungibile perché in realtà siamo sulla fascia pedemontana, quindi è la prima collina arrivando dalla pianura, ben raggiungibile sia da San Martino, da San Pietro di Lavagno, piuttosto che dalla Val di Mezzane, quindi facilmente identificabile e per noi diventerà veramente un qualcosa di particolare. Bellissimo, quindi un punto di riferimento non solo per il vostro comune ma anche per i comuni limitrofi e il territorio limitrofo. Vorremmo che fosse tale, è una location, dicevo, molto particolare, si presta perché hanno parecchie stanze, circa 150 stanze, più la piazza d'armi, ma diciamo per gli eventi, semplicemente anche per essere visitata, perché comunque è un'opera che merita, fa parte della nostra storia, fa parte del nostro paese, fa parte della cultura del territorio e in questo vorremmo davvero che sia una risorsa per tutti. Bellissimo. E oltre al Forte di San Briccio so che, e avevamo già detto prima anche che Lavagno è un comune molto particolare e che anche la costruzione dei vostri eventi estivi è stata fatta proprio sulla base di questo territorio, cioè della conformazione del vostro comune, certo. Perché, vai, spiegaci tu Marco. Perché come si diceva, Lavagno in realtà chi cerca Lavagno non lo trova un territorio che si chiama Lavagno. Lavagno è composto da 3 paesi, Vago, San Pietro e San Briccio, e quindi le nostre proposte vanno in direzione in modo tale da poter accontentare un po' tutti e cercare da la stessa centralità a tutti e 3 i paesi. Per cui gli eventi nelle piazze in modo particolare, quindi cercheranno di avere attenzione per le 3, chiamiamole frazioni, ma sono i 3 paesi, dando comunque spazio anche qua al teatro, a un gruppo musicale per quanto riguarda Vago e poi anche una cosa molto particolare che saranno dei giochi per bambini presso la frazione di San Pietro. Che bello, quindi tutti sono invitati agli eventi di Lavagno, famiglie, giovani, adulti. Certo, abbiamo pensato un po' a tutti, perché? Perché l'idea di riprendere, la voglia di riprendere non ha un'età e anzi credo che proprio i giovani siano quelli che hanno più bisogno di uscire
dagli schemi in cui sono stati catalogati in questo periodo, e quindi hanno veramente voglia di sfogarsi, di trovare una giusta dimensione. Giustissimo, complimenti a voi dell'amministrazione che avete pensato veramente a 360 gradi. Grazie. E l'ultima cosa da dire è che io so anche che la piazza di una delle vostre 3 frazioni si presta particolarmente ad ospitare gli eventi che voi avete pensato, giusto? Ma diciamo che tutte e 3 le piazze sono in questa linea. Sono piazze che comunque hanno accoglienza per eventi teatrali, come abbiamo fatto di recente presso San Pietro, dove abbiamo ospitato un evento dell'Estravagario, ma sarà anche per quanto riguarda Vago con una serata legata alla musica, invitando Chorus, un evento anche qua molto particolare e di sicuro con interesse e che farà piacere a molti. Bellissimo. Sì, abbiamo appunto detto che avete ospitato un evento teatrale che ha avuto grandissima risonanza poco tempo fa, poche settimane fa, che è appunto quello dell'Estravagario, che è stato un evento particolarmente sentito. Che consigliamo sicuramente di vedere per chi non l'ha visto, perché poi Estravagario lo proporrà anche a Corte Molon. Uomini sull'orlo della crisi di nervi, veramente merita. Bellissimo, fantastico. Bene, allora direi, amici, partecipate sicuramente a tutti gli eventi di Lavagno. Adesso avremo il piacere di ospitare altri ospiti oltre al sindaco, che ci spiegheranno proprio nel dettaglio quali saranno tutto il resto degli eventi dell'estate e dell'autunno. E intanto, sindaco, io direi che ha fatto una presentazione del suo comune bellissima e la ringrazio tantissimo di essere stato con noi. Grazie a voi dell'invito. Grazie, e noi ci rivediamo tra poco, mandiamo un po' di musica e poi ci ritroviamo qui. Arrivederci a tutti.